Libri di narrativa, poesia, teatro, poemi, fiabe e un libro d'arte. Editrice di Edizioni L'Arca di Noè, ha ideato una nuova forma d'arte, la poesia sculturata. Oggi Giovanni è accompagnata dal musicista Riccardo Badalamenti, in arte Ricky Live, intrattenitore, DJ, e il cui motto è la musica è dialogo condiviso tra chi la crea e chi la ascolta. La poesia si intitola Tramonto Speranzoso. Sì. Tempo di voce. Sì, ancora un po'. Questo sole che si para quando scura è come un taglio ricutetto che non s'ha mai sanato. Si vede per un minuto e poi l'aggiutto mare, ma resta un talo petto che vuole ricordare che chi sta è terra di dolore, di scirocco canchiui di ponti, di cucchi sigillati e parole maledetti. Parole maledette. Sto sole che si para quando scuro è come un taglio un cutetto che non s'ha mai sanato. Si vede per un minuto e poi la chiudo male, ma resta un talupetto che vuole ricordare che chissà è la terra do dolore, di lo scirocco cacchio e li porti, di fucchi sigillati e parole maliritti, terra di mirinciane e pomarona sicchi, da ricchi addobbati, occhi camoluti, capo troppo chianti, parino caroti, parino caroti. Sto sole di tramonta maglia, anima e sangue ancora scompare di talenti, un talo cuore immacolato, un taglio mai incontrato che non si può scordare, ma resta un talupetto, sto sbagnoso struggimento di cori speranzoso, di cori speranzoso. Terra di linciani e pomarosi, parecchi attuppati e occhi camoluri, capito troppo pianto, parino caruti. Parino caruti. Grazie Enrico, grazie a tutti, grazie Roy, grazie all'amministrazione comune di Cinisi e soprattutto a te Maria Antonia Manzella. Grazie a tutti.